Cari amici, dici, ma che ce ne frega a noi che crolla un altro pezzo di Pompei? Noi siamo in Veneto, Pompei può crollare, sì è vero, Pompei può crollare, Pompei riuscirebbe a mantenere 3/4 d'Italia se non fosse rapinata da ignoranti, ladri, mafiosi, camorristi e incompetenti. Ecco, questo è il senso del discorso. Se negli Stati Uniti ci fosse 1/10 di quanto c'è a Pompei, lo avrebbero sparpagliato per tutti gli Stati Uniti e avrebbero fatto dei tour. Pompei è un posto unico al mondo, eppure siamo capaci di non prendere soldi, ma di rimettercene sempre. Ma siamo stupidi? Non siamo stupidi. Noi popolo siamo stupidi. Quelli che gestiscono Pompei non sono stupidi, fanno una marea di soldi alla faccia nostra, tanto in questo Stato. Ma a chi volete che gli interessi di mettere a posto le cose? Basta che una mazzetta qua, una mazzetta là e tanti saluti. E nessuno venga a dire che non è vero, perché per esempio c'è gente che ruba perché ha la ludopatia, gioca con le slot che il Parlamento, questo Parlamento, ha detto sì va bene, giocate, giocate. Il ministro dell'Interno, no, senza che andiamo tanto lontano, quello stesso ministro della casacca, ecco, tanto per capirci, quel ministro lì conferma la polizia postale chiude e chiudono 267 posti di polizia oggi in Italia. Oggi, come primo provvedimento, oggi chiudono, ne chiuderanno altri. Il comandante generale dei Carabinieri in commissione giustizia, antimafia, adesso non ricordo, al Parlamento, ha detto queste stesse cose. Finalmente ha detto basta, non se ne può più, siamo sotto di migliaia di unità. Stato, sei un participio passato, non sei più lo Stato, sei veramente qualche cosa di ignobile, perché non ti interessi della sicurezza dei tuoi cittadini. Sei condannato alla bancarotta. Occhio, Kiev, la Crimea non è tanto lontana. Quando la gente si è stufata, questo accade. E non è pensabile che il racket brucia le cose anche in Veneto e tutti dicono c'è l'ombra del racket. No, quale ombra del racket? C'è la certezza del racket, perché questo Stato non investe fondi per la sicurezza, li investe per tutt'altre cose che rendono voti, ma non per la sicurezza. Ne riparleremo.